quello della covata è fondamentale, perché per arrivare a famiglie belle e popolose in primavera bisogna cominciare già al 20 di luglio a pulirle dalla varroa. Stiamo utilizzando già da molti anni un sistema che funziona molto bene e permette di avere delle famiglie pulite e ben numerose in primavera, e questo ci permette di avere uno sviluppo molto rapido, indipendentemente qualche volta anche dalla temperatura esterna. Adesso la ricompongo. Speriamo di trovare la regina. Allora noi ci troviamo il 20 di luglio con una bella famigliona piena di api, l'aria pieno di api, la varva davanti, quindi l'operazione è delicatina perché non c'è importazione e abbiamo a che fare con un mare di api. Quello che dobbiamo fare è trovare la regina, è l'operazione fondamentale, perché poi noi la andremo a isolare con un favo di covata in una griglia, in una cornice isolata dalla griglia scudeggina dal nido sottostante. Allora, per trovare la regina d'estate bisogna andare con molta calma, guantini leggeri da non schiacciare api e non provocarle, e poi cerchiamo la regina. Se lo si fa al mattino le api sono più tranquille, c'è meno caldo, quindi facciamo un passaggio rapido da una parte e dall'altra. Queste scorte non ci sono, sono scorte invernali più candito, non ci sono d'estate. Trovare la regina, quando si maneggiano un po' le api, diventa complicato. Quindi se voi pensate di trovare la regina passando avanti e indietro i telaini per 10 volte, non la troverete mai, rischiate solo di schiacciarla perché la regina scappa a parete, corre in giro, le api la rincorrono e rischia di essere aggomitolata perché le api diventano nervose. La si può passare avanti e indietro e poi se la si trova, la si lascia in pace, si aspetta mezz'oretta, così la regina risale, le api si tranquillizzano e allora è più facile trovarla. Se la si cerca in due invece che in uno, qualche volta è più facile perché 4 occhi vedono di più di 2. Allora, ripassando la famiglia, che è il massimo che possiamo fare prima di cambiare cassa, ecco qua, abbiamo identificato la regina. Allora, vedete che la regina è marchiata, no? Si vede anche da lontano. È fondamentale che le regine siano marchiate perché si trovano molto, molto facilmente. Allora noi prendiamo la regina, voi vedete che io la prendo, imparate anche voi a farlo. La prendo e cos'è che faccio? La metto qua dentro. Questo è fondamentale, può essere una gabbietta, io uso questi barattolini, che sono quelli del gioco delle regine, anche se le regine non sono un gioco. E la teniamo lì siamo sicuri che la regina è diciamo, al sicuro, perché non scappa in giro, non rischiamo di schiacciarla, non rischiamo di perderla per terra, di trovarla dentro su un'altra cassa, tutte cose che succedono e succederanno anche a voi prima o dopo. Allora abbiamo trovato la regina nel ritorno e dopo, se non l'abbiamo trovata, dobbiamo chiudere. Abbiamo detto deve essere marchiata e se non è marchiata la marchiate. Vi fate un marchio, tac, la marchiate e così siete sicuri che quando andrete a cercarla la troverete. Il periodo migliore per marchiarle è adesso, marzo-aprile, le famiglie sono ancora contenute, si trovano facilmente, questa è un po' esagerata, si trovano facilmente
Le api sono quasi tutte giovani, quindi non sono aggressive verso la regina perché è un'altra puzza, non le marchiate in luglio, agosto, settembre perché ve le mangiano, perché puzzano di colore, le api non le scambiano per un estraneo e quindi ve le ammazzano. Ve lo dico perché succede sempre, quindi marchiatele adesso in maniera che poi per tutta la stagione, quando le cercate, se dovete sostituirle, se dovete trovarle per fare il blocco, le trovate molto più facilmente. Fatele un bel marchio e non un puntino, perché un bel marchio si vede di più di un puntino. A questo punto l'operazione è quasi fatta. Se noi durante la stagione siamo stati un po' attenti, abbiamo trovato qualche favo costruito male, pieno di covata maschile, rosicchiato, foliceri costruiti male, allora abbiamo provveduto a segnare quel telaino con delle strisce che poi le api riempiono di propoli, quindi lo riconosciamo. Quel telaino è quello che poi andremo a utilizzare per fare il blocco della covata. Allora si prende questo telaino. Io adesso ne prendo uno qualunque perché questi qua sono tutti nuovi e li vedete, questo qua pesa. Prendiamo un telaino con la covata, questa è molto estesa, può essere anche una rosetta di covata, l'importante è che ci sia la covata. Io adesso lo metto per terra, però se avete più di qualche cassetta è meglio che vi tenete un portasciami e infilate il telaino lì per nasconderlo dalle api che vogliono venire a saccheggiare. Tutte queste operazioni dovete farle con una certa velocità, appunto, e al mattino per evitare di innescare il saccheggio. Se le api cominciano a litigare non riuscite più a fare niente. Diciamo che in questo caso la maschera è utile per evitare i becconi agli occhi, però non aiuta perché le api ronzano sulle maschere, si innervosiscono, voi non ve ne accorgete e dopo un po' dovete scappare, voi e i vostri vicini. Allora, rimettiamo la famiglia che sarà così, sarà su 8, mettiamo la griglia di regina, occhio, sempre non schiacciare api perché sennò ci mordono, se la cicca è finita se ne prende un'altra. Ce l'ho l'affumicatore, però ci vorrebbe l'aiutante. Prendiamo, vabbè, com'è che la uso? Una cornice. Allora, io le cornici le ho suggerite in una maniera, poi ogni apicoltore, come sempre, inventa varianti e ognuno, diciamo, si sente creativo. L'importante è che il favo dove noi andiamo a imprigionare la regina, vediamo qua come funziona questa, è uguale, abbia spazio sopra e sotto. Normalmente io consiglio di mettere il favo in questa posizione perché rimane un contatto col nido sottostante e la regina, che è furbetta, cerca di andare nel nido sottostante, però poi trova la scala per salire e quindi ritorna nel favo che noi isoliamo senza nessun problema. Fatta questa operazione, noi che siamo stati prudenti abbiamo tenuto la regina nel nostro barattolino. Cosa facciamo? Zac, la prendiamo, la buttiamo in mezzo alle sue api e l'operazione è chiusa. Chiudiamo con il coprifavo rovescio, questo per creare una bella camera d'aria. Siamo in luglio e quindi i sbalzi termici sono frequenti, soprattutto in alto, e poi la ricopriamo con il tetto a spiovente in maniera da creare un'ulteriore camera d'aria. Questo fa sì che il favo si trovi in una temperatura per le api accettabili, quindi rimangono lì. La regina di notte sta sopra, depone sopra, di giorno scappa sotto e depone sotto. Rischi per la regina
pochi se la regina è giovane e sana. Può capitare che la regina sia vecchia e allora magari le api cosa fanno? Iniziano un allevamento nella parte sottostante, quindi non è un grosso problema, perché comunque avremo un rinnovo naturale. L'importante è che la regina rimanga lì 20 giorni. In questi 20 giorni tutta la covata sottostante nasce, esce anche la varroa e quindi abbiamo messo la varroa esposta al nostro intervento di pulizia. Una buona parte si troverà sotto quel favo lì di covata, perché non avendo più covata sotto, le varroe saliranno con le api giovani e andranno a infilarsi nella covata che viene opercolata. Dopo 20 giorni cosa facciamo? Smontiamo tutto, anzi facciamo come si deve fare bene, smontiamo tutto in questa maniera. Prendiamo tutto il pacco, così, quindi griglia, cornice e coprifavo e lo mettiamo qua, quindi non schiacciamo niente, nessuno. Dopodiché alziamo piano, qui troveremo un bel mucchio di api, il favo di covata e la regina. Allora, adesso abbiamo avuto fortuna che è sopra, in genere o è sopra o è sotto, se è fresco è sopra, se invece è caldo la troviamo sotto. Non facciamo altro che prendere la regina, qui c'è covata, quindi la regina è in deposizione, la ripassiamo sotto in mezzo alle sue api. La regina è gonfia, riprende a deporre nella parte sottostante. Questo favo è un favo pieno di covate e di varroa, lo facciamo, tac, lo sbattiamo e sbattiamo giù tutte le api. Dopodiché questo qua lo mettiamo in una cassettina, lo portiamo a casa e lo bruciamo. Bruciando la covata, bruciamo un favo vecchio già scartato che avremmo comunque dovuto scartare e bruciamo un mare di varroa. Tutta quella, una buona parte di quella che è nella famiglia è tutta sotto qua. Se noi facciamo nascere quella covata lì vedremo tutte api disgraziate piene di varroa. Adesso non lo faccio perché questa è covata preziosa, siamo fine marzo. Dopodiché aspettiamo 2 o 3 giorni e poi li facciamo il trattamento con lo salico, quindi arriviamo più o meno al 20, 21, al 10, 12 di agosto. Dopo 20 giorni, se noi abbiamo cominciato il 20, scrivete la data, dopo 20 giorni si può fare l'operazione. Si prende lo salico, una bella siringa di 50-60 cc e si fa un trattamento avanti e indietro in mezzo ai telaini, gocciolandolo, poi si torna indietro in maniera da distribuirlo sul più numero possibile di api. Allora l'acido salico è la miscela, no, che suggeriamo sempre, 1 litro di acqua, 1 chilo di zucchero e 100 grammi di ossalico, è una miscela appiccicosa, le api strofinandosi se la passano di pelo in pelo e così la varroa diciamo che è rimasta sulle api viene abbattuta al 90%, però avendone già tolto un bel po', quelle che rimane nella famiglia sono poche decine. Questo è fondamentale perché in questo momento, siamo il 10 di agosto, cominciano ad allevare le uova, che la regina nuove uova che dipone e la covata che nascerà saranno api invernali. Aspettiamo altri 2 o 3 giorni perché quando noi facciamo lo salico quello brucia e un po' stanno ferme per un paio di giorni, poi riprendono le attività. Quel momento è il momento di cominciare di nuovo a intervenire con il candito, cioè si ripete l'operazione. Questo carro è caldo, quindi possiamo aprirlo sopra, scoperchiarlo e metterlo sopra. Le api con il candito, come ho già avuto modo di dire, un po' alimentano la covata nuova e un po' cominciano a fare le scorte. È fondamentale questo tipo di alimentazione solida e non liquida perché non abbiamo covata che nasce, quindi dobbiamo utilizzare bene quelle api che ci sono e quelle lì sono quelle che alleveranno le api invernali. Se le trattiamo bene, se
se sono pulite bene, avete operato bene, c'è pochissima varroa, quindi tutta la covata che faranno saranno tutte api invernali. Normalmente fanno 2-3 turni di covata, diciamo dal 10 di agosto al 1 di settembre, dal 1 di settembre al 20 di settembre, dal 20 di settembre 10-15 di ottobre. Metà ottobre nasce il terzo turno di covata e sono tutte api invernali, quindi avremo delle famiglie diverse da quelle in cui uno fa trattamenti con le stricche, con i vaporanti, con tutte quelle operazioni là, perché in quel caso lì le famiglie continuano ad allevare covata, però non pensano all'inverno. Queste che partono in una situazione di disagio pensano subito all'inverno, quindi tutte le api che alleveranno saranno api invernali. Quindi noi ci troveremo a fine ottobre con delle belle famiglione di api, tutte api invernali. Se nel contempo avremo dato 1, 2, 3 pacchi di candito, avranno anche delle belle scorte. Se uno non vuole usare il candito, dopo il primo utilizzo può usare alimentazione solida, liquida, zucchero 2:1 o sciroppo già invertito, comunque soluzione al 2:1, in maniera che le api non debbano ventilare per asciugare e immagazzinano e opercano molto celermente quello che si è dato. Naturalmente se si dà 10 kg è meglio che 5, siamo sicuri che arrivano a febbraio senza nessun altro intervento per quanto riguarda l'alimentazione. Per quanto riguarda la varroa arriviamo alla seconda fase, che adesso qua non c'è nessuna gabbietta e neanche ne ho più voglia di faremo vedere. Se uno vuole, fine ottobre, primi di novembre, uno controlla se effettivamente non c'è più covata ed è il momento della pulizia totale. Quella la si fa col sublimato. Allora, se sublimato perché il liquido sulle api invernali no, perché le brucia, danneggia, riduce la popolazione, mentre il sublimato ammassa la varroa ma non danneggia le api. Allora, se uno non ha voglia di fare altri interventi, controlla che non ci sia la covata, se c'è una rosetta o la toglie o aspetta che nasca, dopodiché tratta 1, 2, 3 dici, tutte le famiglie che ha, non chiudendo l'argine in gabbietta. Bisogna fare 3 trattamenti a distanza di 4 giorni, questo per evitare che le famiglie stressate dal trattamento ripartano con la covata e trovarsi trattamenti fatti in dicembre, in gennaio, già con la covata, quindi perfettamente inutili. Fa 3 trattamenti a distanza di 4 giorni, normalmente qualche famiglia riparte con la covata ma non è un gran danno. L'importante è controllare al terzo trattamento il cassetto per vedere se la caduta è vicino a 0, 0, 1, 2, vuol dire che la famiglia è praticamente pulita e quindi può affrontare la stagione nuova diciamo senza problemi di varroa, senza problemi di interventi in aprile, in maggio, in giugno, perché può arrivare tranquillamente a fine luglio senza nessun problema. Se uno fa più il sofisticato, già arriviamo a un'apicoltura già diciamo un po' più professionale, fine ottobre, primi di novembre uno può ingabbiare le regine, come vi è stato fatto vedere, uno le ingabbia le regine, le mette dentro al glomere e le tiene lì fino dopo l'Epifania, cioè circa un paio di mesi. Nel contempo può fare i suoi trattamenti col sublimato, non necessariamente a distanza di 4 giorni, ma anche una volta alla settimana quando c'è una bella giornata. È fondamentale quando si fa l'orsalico sublimato, visto che andiamo verso l'inverno, che la giornata in cui si fa sia un po' tiepida, quindi si fa al mattino, la famiglia si allarga per reazione, produce un mare di calore, troverete nel coprifavo un mucchio di condensa. Piano piano durante la giornata la famiglia si restringe e riforma il glomere. Questo è fondamentale perché se fate il trattamento alle 4 del pomeriggio e poi viene la brina, le api esterne si ghiacciano e muoiono, quindi l'importante è farlo per tempo, poi le api piano piano avranno modo di ricostituirsi in glomere. Questo vale sia se uno lo fa ogni 4 giorni, sia se uno lo fa una volta alla settimana avendo le regine ingabbiate.
Se avete fatto le scorte bene, se avete fatto queste operazioni, a febbraio vi trovate delle belle famiglione che già fine marzo sono pronte per il melario o per costruire i foliceri. Adesso io rimetto dentro il suo favo di covata perché vedete che quando la famiglia è così vuol dire che è pronta per tirar cera, cioè quando ci sono api in esubero che si attaccano al foglio cereo, basta un po' di alimentazione e loro tirano il foglio cereo. Adesso a questa famiglia gli manca un po' di covata perché l'ho già tolta e l'ho passata a qualcuna più scarsa. Fra qualche giorno è pronta per prendere cera nuova. Quando controllate le famiglie non fate come si vede in televisione che prendono il favo e lo tirano su così da selvaggi, strofinando api, regine e provocando un nervosismo nella famiglia impressionante. Se voi gli date un po' di spazio, infilate giù, in questo caso, ma quando fate sempre nelle api, infilate giù il favo piano piano e poi riavvicinate gli altri. Quando dovete controllare partite sempre di lato, noi utilizziamo il nutritore sulla sinistra perché lavoriamo così, se uno lavora così può fare il contrario, cioè tiene il nutritore di qua e la famiglia di là. Non fate l'operazione che vedo fare che uno toglie il nutritore, sposta la famiglia di qua, guarda le api e mette di qua perché sbilancia l'organizzazione della famiglia. Voi sapete che loro decidono se fare la covata su per il nutritore o a parete, quasi mai a parete, quasi sempre su per il nutritore, perché il nutritore crea una sacca d'aria calda e quindi riescono ad allevare covata su per il nutritore senza nessun problema, mentre a parete o c'è il sole o c'è sbalzo termico di abbassamento della temperatura e quindi spesso a parete non ha poca voglia di fare la covata. Quindi lasciatele nella loro organizzazione. Rimettiamo. In questo caso ricompongo tutto perché non è il momento di fare le pulizie. Bene, richiudiamo, ricomponiamo. Non schiacciamo api e si può dire che le api non mordono. Per concludere volevo raccomandarvi una cosa, vedete, questa qua è una costruzione che loro fanno per vari motivi. È facile quando fanno queste di trovarle o con la covata o con il miele. Queste costruzioni, se lasciate all'esterno, sono molto pericolose perché in qualunque momento possono richiamare, quando non c'è grandi fioriture, possono richiamare le api adulte che diventano eccitate dal miele o dalla covata, diventano saccheggiatrici, diventano nervose, entrano negli alveari, fanno la danza del nervosismo e cominciano a uscire disperatamente dagli alveari in cerca di qualcosa da rubare. In quel momento lì diventa impossibile guardare le api, diventa impossibile anche andare vicino, quindi cominciano a pungere a distanza. Quindi l'importante è non lasciare cera con miele soprattutto all'aperto, non mettere favi all'aperto, perché questo mantiene le api sempre in agitazione, diventa impossibile per voi guardarle e diventa impossibile anche per il vicino guardare l'orto, quindi avrete nemici per tutta la vita. Quindi se siete prudenti potete voi tenere le api e il vicino coltivarsi l'orto col sorriso. Se voi vi approcciate non con la paura, ma con la sensazione di avere a che fare con un amico, li trattate come un amico, gli guardate la pancia e poi le ricomponete e loro vi rispettano. Certamente se andate che un giorno piove o è vento, come devono fare i professionisti, o c'è crisi nera, chiaramente la situazione è un po' più difficile, però voi potete scegliere la giornata. E quindi anche se lavorate dalle 5 del pomeriggio in poi, fra un po' è caldo e quindi c'è un bel sole, le api lavorano ancora, potete guardarle senza nessun problema. Lo so che la maschera, la tuta fa la persona, però in questo caso
La persona le fa le mani che lavorano dentro le api. No, l'apicoltore volevo dire, non la persona. A me chiedono perché porto il cappello. Questo fa parte della divisa, perché il cappello per le api è una protezione fondamentale. Ripara gli occhi, ripara la faccia. Soprattutto non ci sono api che ronzano qua, perché nella maschera succede che un'ape si attacca, mette il pungiglione, poi lì sentono puzza di veleno e cominciano a ronzare. Ronzano, api che ronzano chiamano altre api e questo crea un'agitazione. Mentre se noi non le costringiamo a pungere, non c'è odore di veleno e rimangono tranquille. Il veleno agita sempre e comunque le api, quindi evitare di schiacciarle, di farsi pungere, perché se non vi fate pungere non vi pungeranno. Ho finito.